Aldo, un impegno che va avanti negli anni. Sì, siamo giunti alla 12ª edizione, anche per quest'anno abbiamo ripercorso la categoria della Juniores, anche perché abbiamo dato la possibilità di far giocare il fratello di Marco, Riccardo, e quindi insomma questo ci ha un po' gratificato tutti. Adesso per il prossimo anno sicuramente si ripeterà la manifestazione, perché sono quelle manifestazioni che devono andare avanti nel tempo, e per il prossimo anno c'è una novità, cambiamo categoria. Faremo un torneo femminile e adesso vediamo ancora come organizzarci, ma cercheremo di fare un qualcosa un po' di diverso, anche perché poi queste manifestazioni non possono in qualche modo, insomma, ci vuole un po' anche un po' così di fantasia per poterle poi portare avanti, sennò poi diventano troppo monotone. Ecco. Devo fare dei ringraziamenti sicuramente alla società Casarza Ligure, alla persona della Cafferata Cristina, presidentessa, e al comune di Casarza, che mi hanno permesso di nuovo di poter fare il torneo per mio figlio. Sono molto felice anche quest'anno che sono riuscito a farlo, e finché potrò lo farò sempre, perché chi ricorda non dimentica. È un'emozione, è sempre un bel momento essere tutti qua insieme a ricordare il mio angelo Marco. E niente, devo ringraziare sempre, come dice mio marito, tutti quanti che si prestano e che ci mettono il massimo impegno, e sicuramente farlo su questo campo ha un significato maggiore, perché purtroppo è qui dove lui ha incontrato, diciamo, l'aldilà più o meno, però è comunque molto significativo. È venuto anche un bel sole. Esatto. Diciamo che ci ha dato una mano qualche giorno da lassù.